Allora, voglio superpadrone napoletano, eccomi qua. Allora, come faccio vedere oggi? Sto qua, non è che sto qua a casa, guardate qua, che barba che tengo, stai andando, guardate, pare sempre la stessa. Cioè, io ricordo una settimana, cosa pare sempre la stessa, devo cambiano le cose. Allora, io faccio portare stamattina una cosa freschezza, come si dice a Napoli quando è una cosa appena pescata, è freschezza, ovviamente. E che poi faccio vedere secondo voi, un sbarbatore napolitano, poteva mai mancare questo? Stirling Campania. Allora, l'ho già snasato, ma è ancora nuovo, perché il vagetta e fischerezza mi è arrivata stamattina, ci sono due a dire stamattina che camminava, mi ha bussato alla porta. Allora, un odore molto ma molto fresco, fresco piacevole, floreale e lievemente, con qualche nota lievemente agrumata, ma vi voglio leggere, diciamo, quello che è scritto poi in realtà nel, nella piramide olfattiva che ho trovato su internet, ovviamente, perché non è che io fatico con profumo e cose, voglio fare un rosso, no, prendo appunti, vedo, cerco un attimino là dove posso, là dove ho modo e tempo di... Allora, una miscela incredibile di pompelmo, bergamotto, cedro, limone, fico, gelsomino, pepe rosa, cedro ancora e penso in un profumo fresco e predominante di agrumi, che ha una forza duratura. Allora, vi dico, l'essenza floreale leggermente agrumata si sente, il resto lo vedrò al momento che andrò ad applicarlo sul viso, ovviamente, però c'è questa presenza floreale, questa presenza, diciamo, di... Poi i saponi Stirling solitamente è molto ma molto delicato come... Però quello che hanno capito, cedro e benzolino, cedro, mi porto le volte, mi dice, basta, sono due tipi di cedro, boh. Comunque, vabbè, lasciamo stare, sì, può darsi pure, tutto può essere. Come rasoio cosa andrò ad usare? Come rasoio vado a usare il solito storto, perché oramai tu dici mi hai pigliato la palla per kill? No, è semplicemente che devo comunque farci pratica con quel rasoio, perché se no catto, metto là, ah no, un rasoio non è buona, è una, funziona così, uno c'ha da fare pratica perché ogni rasoio ha una sua geometria e quindi se tu non riesci a capire la geometria del rasoio non riuscirai mai ad usarlo bene. Quindi ci sono rasoi che, ripeto, come ho già detto tante volte, sono intuitivi subito e subito li becchi e subito ci lavori bene, come l'altro che ho, ma non è questo. Quindi chi se li fa tip sul famoso essere, diciamo, un po' sgorbutici come rasoi, però sempre nei limiti. Allora, ovviamente è inutile che vi dico che questa è quella che tenevo la volta scorsa, la crosticina che mi sono fatta al 90esimo ed è venuto ta barba, tu aiuta a fare sta scimità di girare, vabbè. La mette, quale vado ad usare oggi, eccole qui. Quindi, mi piace questo fatto perché sulla confezione c'è sta l'Italia, cosa campagna, cioè vabbè, una aquilana, sa da fare, cioè, ma proprio chiamata, non sapevo nemmeno che esistesse. A parte che è un prodotto che è uscito un paio d'anni fa, quindi è soltanto che non mi è capitato mai sotto visione, altrimenti lo avrei preso. Come al solito posto il problema del dopo barba, ne associo qualcuno, tu dici, ma perché ti fai manchi dopo barba e cose? Perché da catto se prescindere dalla questione costo, c'è anche di fatto che io bene o male questi qua li ho presi a differenza di quando sono andato giù e sono andato nel negozio fisico e mi ha dato la possibilità di sentire i profumi, la profumazione dei saponi e pure là a Gigi Carrata, sempre per questione che comunque negli ultimi tempi ho preso diversa roba, quindi cerco un attimino con calma, poi dopo di fare le associazioni, magari più in là riuscirò qualche set già l'ho messo insieme, quindi riuscirò che poi vabbè, lo vedrete nelle prossime sbarbate, c'è ancora qualcosina da mostrare. Ma è questione comunque capirete che comunque cioè, sono delle cose che hanno un costo e
e qui cioè, quindi capirete che non è sempre possibile fare tutto, io faccio quello che posso, poi magari ci sono canali più grandi che possono permettersi di un po' perché ricevono, un po' perché ovviamente sono appunto canali grandi e quindi hanno la possibilità di ricevere materiale, cose varie e quindi è più facile. Certo, è più facile nel senso comunque loro avranno fatto la loro fatica per arrivare a quel punto, a quel livello, quindi è giusto pure che diciamo abbiano delle riconoscenze. Vabbè, vi chiacchiere, pennello che userò, ecco qui il mio Colosseo Roma, che ancora te ne tracce residui, ho fatto un altro lavaggio bello lungo ieri, ancora qualche piccola traccia appena residua di Zingari Man, The Marchand. E niente, cosa volevo dire? Anche perché comunque quando non hai la possibilità comunque di sentirlo, vai a comprare magari il dopo barba, compri il set, dopo non ti piace né uno né l'altro, perché non sempre è definito bene e quindi puoi andartene per un'idea, non sempre è definita bene la profumazione. Quindi alcune volte sono descritte bene e quindi trovi quello che c'è scritto, altre volte sono descritte un po' a fantasia certe cose e quindi ti trovi che magari, oppure il misto di diverse profumazioni risulta che magari non può piacerti o cose varie, quindi fin quando non ne hai la sicurezza e poi alcuni saponi vanno snasati, vanno usati, dico la verità, io un sapone che stavo lasciando era il maremoto proprio, che invece è fantastico, c'è ancora lì il pennello che mi inebria l'armadio di quella profumazione, nonostante l'abbia sciacquato un paio di volte, c'è quella profumazione e sarà dura a toglierla. Lo stavo lasciando perché, boh, a primo impatto, snasandolo così nel negozio, mi diede un attimo di... però gliel'avevo chiesto io, tu dici ci potevo rimanere, certo che ci potevo rimanere, ma pigliavo qualche cosa, come ho preso anche altre cose, però. Ma sa sempre chi lo fatta che alla fine se non lo vai ad usare, al momento che l'ho usato, bello, mi sono messo lì, ho avuto modo di stare qualche minuto così a riflettere la profumazione, cose varie, cioè è amore perché è un sapone che è bellissimo e infatti non per questo ha avuto diciamo abbastanza successo, poi per chi non piace il mare, non piace l'odore del mare, allora perché il mare si sa anche quegli odori diciamo un po' alghe, cose varie che hanno quell'impatto un po' forte, quindi deve essere, se vi piacciono le profumazioni forti, i gusti forti, allora ok, vado a togliere il pennello che si è riscaldato, l'ho messo giusto per fare un po', ma calvaura o vai la gola perché sennò ecco qui la maglia pronta ad essere ingignato perché ecco qui già vabbè tengo una macchia ma è una macchia d'acqua perché mi sono lavato il viso prima di cerca a volte di tagliare i tempi ma non ci riesco mai perché mo voglio che stanno 8 minuti 9 minuti soltanto di chiacchiere ragazzi fatti ok vado ad aprire il sapone no vado ad aprire il sapone che cosa si mette alla lametta che faccio ma ti mi ha sciutato un corriere praticamente stamattina. No, non è che mi sia svegliato adesso, è soltanto che non è molto. Poi vabbè, mentre metto video e tutte cose, passeranno comunque una 4 ore, quindi vado ad aprire la lametta, nel frattempo il pacchettino fuori, una cartina, a differenza delle trette che ne hai a due, ma che le fa protezione posso capire perché però quello il rendimento devo provare a prendere quelle style steel magari per vedere eccole qua allora accurata serigrafia avanti e dietro quindi stavolta l'hanno spesi i soldi voglio che è una e dove stavolta hanno mangiato l'emozione voglio e quindi anche se come ho detto
come vi ho detto, alcune volte queste sono cose che contano poco perché vado ad aprire il mio storto, sono cose che contano poco perché come si è visto con le dritte, non ci manca già da finire a barba, sono ricorso a una lametta che già avevo nel rasoio, avevo tolto, ce l'avevo, per fortuna non l'avevo buttata, ce l'avevo appoggiata qui e quindi ho continuato la barba tranquillamente con quella e, e via. Allora, vado ad inserire la lama, cercherò di mettere dritto il più possibile e nel frattempo stiamo a 10 minuti, passato quasi 11, poi ce ne video sul lungo, non perché sì, sono lunghi, ma non posso dire diversamente, i video miei sono lunghi perché comunque mi piace anche dialogare, dare informazioni e cose varie, cioè tipo da cancello un cazzo, non ci si paga, ce ne fotte, cioè tipo inerenti a... Vabbè, la maggior parte sono informazioni inerenti comunque ai prodotti che uso. Secondo me è brutto che uno va, si fa la barba senza dicere niente, ho visto video movie, allora la gente si fa la barba, a posto, tutto, ha già finito, andate a me sto bene. Cioè, almeno quel minimo di interazione ci deve stare. Secondo me, poi ognuno fa come gli pare, perché non è che va a andare in casellata a comandare che le canna fa che le canna ricere. Allora, uso stesso il pennello, lo vado ad inumidire un altro po', uso stesso l'umidità che c'è all'interno del pennello e parto perché, come già sapete, lo Stirling non è una pasta molto molto dura, quindi provo a partire così, poi magari se serve do l'acqua mano a mano. Lo brutto è che quando non volessi pigliare né assai né troppo poco, la bocca insomma vado a prelevare. Nel frattempo lo appoggio qui per evitare che possa cadere e vado, do una goccia d'acqua stesso sul pennello, ecco qui. Vado una goccia d'acqua stesso sul pennello e nemmeno sai quando mi andai ora su pennello. Ecco qua, proviamo a fare così. Stacco, e mi chiamo ancora. Ma riesci che stacca? Ah, è così, prima l'ho immerso tutto, perché quando l'ho messo a bagno l'ho messo nella ciotola e l'ho messo così giusto che prendeva il zuffo. Invece adesso l'ho immerso tutto nella ciotola. Nella ciotola grande. E quindi, ecco qua. Vediamo se riesco. Un altro po' d'acquetta. Volevo che ti facciano così, perché non faccio un umano. Che ancora c'è che vista la tasca segretaria della però padre. Allora, la profumazione è molto leggera, delicata, non è una profumazione pesante che attacca, oppure come magari il Candy Cane, oppure come magari il Pharaoh, quell'altro agrumato che ho, ma è molto 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 delicata. Però si sentono le note floreali, si sente il leggero agrume che c'è, un misto di agrumi che c'è. Ecco qua sulla pure nel frattempo perché sapete che tengo l'abito. Purtroppo avendo il cavalletto qui, la vabbè è qui, non tengo una posizione. Certo, non è fortuna che tengo certe applicchi, certe cose che mettono o telefono là oppure con le telecamere. E io tengo un cavalletto qua e non ho come fare perché poi si bene lato viene brutto, ma già sta girata così, si bene
a già trovare una situazione strategica per piazzarmi bene. Avevo provato pure a un cavalletto, diciamo, più piccolo, tra virgolette cavalletto, perché in realtà è un bastone, quelli che si allungano, però fatto col 3 piedi sotto che il manico si apre, ma non tenga modo di poggiarlo qui perché ovviamente la mensola dello specchio non accoglie i 3 piedi, quindi dici il tuo telefono andare all'acqua, dato che solo questo ci manca, allora evito. Allora, diciamo che va bene, va molto bene così come sta. Vado a sciacquare le mani, nel frattempo mi ci fatto una chiave, ma sul dettaglio tanto oramai è chiaro che se non mi combina malamente quando faccio il barba non so che. Allora andiamo a vedere queste razze cosa combinano. Allora, la città, a proposito, hai fatto la città, tu la città, la città. Stanno facendo. Ok, andiamo a vedere cosa sono capaci di fare. Vediamo pure se riesco a capire io qualcosa in più di questo storto che posta poco, capire. Non è che ci sia tanto da capire. Proprio ieri parlando con mio fratello praticamente siamo giunti al dunque. Come potete vedere l'esposizione di lama di questi rasoi è molto, da un lato sporge molto, da un lato sporge poco. Lui ha lo stesso problema con l'altro rasoio che praticamente sporge il... Questo qui bene o male è regolare, bene o male ve lo dico. Ecco, questo è quello che sai per la testa, sta qui ad asciugarsi, l'ho smontato e tutto, ma devo togliere soltanto la lametta dentro che non serve più, perché comunque quando si va a radere la testa, essendo dura e cose varie, mette più alla prova la lama e di conseguenza la finisci prima, dato che già l'avevo usata sempre per una cosa del genere, devo solo toglierla e metterla in sicurezza per poi, anche se è un progetto con le lame se mi riesce, ma non lo dico poi dopo con le lame dismesse mie, casomai ve lo dirò più in là se riesco poi a realizzare. Allora eravamo rimasti al problema del rasoio che appunto da un lato ha un'esposizione maggiore, dall'altro ha un'esposizione, ma è un classico di Fatip, per quel che ho visto, ho sentito e via dicendo, è un classico di Fatip, la lama non riesce a centrarla, c'è poco da fare, si può centrare alla buona ma non riesce a centrarla del tutto, quindi da un lato ti trovi che magari usi il rasoio e devi un po' inventarti per tagliare perché l'esposizione è molto, e dall'altro poi invece a un certo punto ti trovi che giri il rasoio magari usando lo stesso calco di mano e c'è da dire anche che con questo rasoio si può tranquillamente evitare di fare peso perché è un rasoio che è piccolo, sì, è un po' come il bulldog, è piccirello ma pesa. Qui devo fare attenzione perché c'è il punto metto un attimino d'acqua per sciacquare.
attimino che mi arriva un po' d'acqua calda verso fare. Iniziano i soliti punti che c'è già passare e ripassare perché ecco qua. Allora vado a fare il secondo giro, prima se è rimasto qualcosa, dopo dirvi come ne è rimasto. Che stiamo dicendo? Ecco qua. La profumazione c'è ancora, ripeto, non è fortissima. E poi su che lì cosa che ci fa un attimo un naso, perché è ovvio che se tu vai con profumazioni, se no facevo la stessa cosa di Urcella, che all'inizio non riuscivo, abituato con le profumazioni forti, mi era un po', però poi man mano sono riuscito poi a sentire. Poi diciamo il fatto che comunque si usa e ci si aspetti anche, però delle profumazioni poi come questa, calcate, diventerebbero fastidiose, lo dico sinceramente. Se mi va a calcare una profumazione di questa, mi diventa poi fastidiosa perché e queste cose qui le studiano appunto perché secondo me a causa di questo, perché questo qui non l'ho visto molto diffuso, ci sono pochi video per quanto riguarda questo sapone. Vabbè che alcune volte in genere è questione pure di ricerca o di visibilità che si ha. Ma mi è capitato, ripeto, non lo conoscevo, eppure sono 2 o 3 anni che questo sapone è in giro, forse proprio a causa di questa profumazione leggera, però ripeto, è piacevole, si sente, è piacevole e secondo me non è stata calcata la profumazione, perché non è che a mattina se scende uno e diciamo come sta a fa, questo qua. Ci sono esperti ovviamente che fanno la scelta di certe cose e non la fanno a caso. È un po' di tempo che su questa parte qui del viso sono un po' di mesi a questa parte che risento un po' il passaggio del rasoio. Devo essere onesto, lo risento un po' perché vabbè che è dovuto anche dal fatto che negli ultimi tempi ho usato molto il mano libera e il mano libera e, e sciavette e cose varie, quindi voglio dire la pelle comunque facendo pure diverse barbe continue per provare saponi e cose varie si è un po' una bollicina subito saltata, proprio il Farip non lascia nulla, nonostante questo sia un rasoio gentile, ma devo dire va bello a fondo. Ora sono soprattutto girato il rasoio dal lato più esposto,
quindi l'unico rimprovero che faccio al Fatip semplicemente quello che spesso e volentieri capitano, per esempio l'altra testina a me è andata bene che ha la stessa esposizione, ma mio fratello per esempio a differenza ha preso la stessa testina però di colore acciaio, con un rasoio acciaio, ha preso la stessa testina e effettivamente l'esposizione sua, gliel'ho detto, cerca di centrare alla buona per quel che puoi. Qua con lo storto. Mm. Ecco qui. Vado a sciacquare il viso. Questo è un video che si sentirà basso perché venga mia moglie per stare un mese stanotte, si è fatta tardissimo, ci siamo andati a dormire verso le 4:30 circa, 5. Lei un po' più tardi di me pure, qualche mezz'oretta più tardi di me, e quindi non vorrei disturbarla. Dormire poi, calcolando che ci siamo 100 volte a notte, quindi ecco qua. Voglio andare un attimino a definire quello che è la basetta senza lasciarla a caso, anche se vedete qua la basetta e lo so che non volete, però ci sta. Quindi ecco qui. Qualche puntino rosso ovviamente c'è, ma va bene. Nel senso, se ho bollicine in faccia è chiaro che si fa il red point. Allora, come posso andare a concludere questa barba? Allora, in realtà avrei qualcosa da mettere, ma lo userò poi col dovuto accoppiamento e quindi non voglio, anche perché c'entra poco, cioè c'entra ma non c'entra, nel senso che hanno qualche nota in comune, ma poi si sposta più verso altri tipi di... però potessi pure, anche perché potrei casomai aggiungere Floyd, che comunque però ha note talcate. Questo forse rientra un po', però lascio stare, ok? Dopo barba in segreto, metto bastardo, vuoi dire, vi faccio solo dire mancino bastardo dopo barba in segreto perché lascio stare, ok? Poi quando ve lo mostrerò associato al suo sapone che già abbiamo visto, e allora vi dirò anche, però un po' troppi cose, non... Aspettate un secondo, arriva.
Allora, ecco qui perché non volevo mostrarvelo. Ecco qua. Il Pharaohs, questo, il sapone di questo, lo Stirling, già l'abbiamo provato. E cosa hanno in comune le note agrumate? Arancia rossa, cedro, mandarino, che ci sta pure con questa profumazione, però questo è molto più. Ecco qui, lo vado a provare anche perché sono curioso, è la prima volta che lo uso, ce l'avevo conservato, l'ho aperto, l'ho snasato, ma non l'ho usato perché, mamma mia. Allora, ovviamente qua sente più la nota agrumata che si ritrova nel sapone, ma non così forte. Questo è prevalentemente agrumato. Infatti, se vado a ricercare le sue, fammelo chiudere perché voglio scongiurare qualsivoglia. Ecco qua. Se vado, provo a cercare un attimo sullo Stirling. Allora, ecco qua, vediamo le note di questo, se riesco. È tutta una venuta magari ecco qui. È una miscela di arancia dolce, arancia rossa, vaniglia, muschio egiziano. Ecco qui, sì. E infatti si sente molto l'agrume e anche questo muschio insieme che nel veramente si sente che non è proprio la linea quella lì del Campania. Il Campania ha un altro, ecco qui lo vado pure a chiudere, dato che non l'ho bagnato, e viaggia su una linea più agrumata leggera, spinta al floreale, che nell'altro manca proprio la nota floreale, non c'è la nota floreale, quindi vabbè, voglio 32 minuti, basta, a barba è fatta, ecco qui ho la faccia liscia, qualche punto rosso c'è, ovviamente, non lo si può negare, ma se vedete la mia faccia è abbastanza, quindi voglio dire, è inevitabile che salti qualche punto, specie con un rasoio così, è inevitabile che salti qualche punto. Il resto è inutile che stiamo lì a dire, cioè chi ha la fortuna di. Io sono riuscito a farmi barbe con l'altro rasoio, sono riuscito a farmi barbe anche se a parità di profondità è lineare nel suo tratto, quindi non asporta così. Va profondo, sì, però la difficoltà di questo rasoio, che poi tagli non ce ne sono, l'ultima volta ho zappato soltanto sotto qui, tagli non ce ne sono, quindi va bene, la barba è fatta, sto a posto, però l'ha già vista e l'ha già fa. Ecco qua. Che fino a dicono che non ci vai, si ci va. Tagli non ce ne sono, dicevo, soltanto qualche punto rosso e pazienza, cioè è la mia pelle che così che ci vuole. La faccia è bella liscia, non posso ritenermi soddisfatto. Oggi io saluto, ci vediamo alla prossima sbarbata.
Barica quando è come, buona fine, buon inizio, vi faccio gli auguri nel frattempo e alla prossima svariata. Poi non lo so se, ok, ci sarà qualcosa di mezzo, qualche richiesta, qualcosa da effettuare, non lo so, cioè, vado lì devi là vicino ai ricchi, cosa, come ci fa come lui e tengo pure io, e tengo crescere, c'è sarà barba. Comunque. Vabbè, voglio, ci vediamo alla prossima, è stato buono e tanti auguri. Ho Barbatore vi saluto. L'audio è inutile che ve lo dico, questo sarà un attimino più basso del solito, ma se è stata la voce, ho sentito, ci stavo che la fa. Ci vediamo alla prossima volta, ciao voglio.